Signora, mi scusi, stavo vedendo che con suo marito guardava i camper. Posso fare una domanda? Qual è la caratteristica che... Si avvicina anche lei. Qual è la caratteristica che deve avere il camper per il tipo di vacanza che fa lei e suo marito? Mi dia una risposta seria perché ho fatto una domanda seria, signora, anche se è un programma comico. E lo spazio. Cioè, quando entro nel camper non devo avere... Suo marito di fianco, troppo vicino. Diciamo, ha ragione. Si avvicina un attimo. Anche. Se sta troppo vicino non va bene. Quindi gli spazi servono per... Sì, ci sono dei camper un po' soffocanti, a dire il vero. Siccome il mio ha prediletto il living quando è stato fatto, quindi continuo ad avere quella predilezione, per me è difficile anche cambiare. Siccome è come avere casa, uno deve... Quanto è grande il camper suo? Cos'è, un camper o una roulotte? No, è camper. E quant'è? Quanto è lungo? Oh, 6,18. Vede, lei sa anche i centimetri. Complimenti. 18. Lei è preciso. Ma è geometra suo marito? No, guardi. Io dico. Meglio che non me lo dici. Va bene. Allora, vacanze, avete intenzione di andare in qualche parte di... Già fatte, siamo qui. Ma d'inverno non girate col camper? Sì. Perché il camper si può usare anche d'inverno, diciamo. Sicuramente. Noi... Senz'altro. Avete riscaldamento? Senz'altro. Senz'altro. Il signore mi inquieta, adesso signora poi dopo mi dice che lavoro fa. Si faccia vedere un attimo o non possiamo farlo vedere? Meglio di no, va bene. Senta, comunque lo consigliamo il camper perché è vita pulita, pura, natura e il camperista non sporca, diciamo, il camperista è pulito a differenza degli... Quasi tutti i camperisti non sporcano. Perché c'è qualcuno che... Certo. Si avvicini al suo Le marito. eccezioni ci sono. Cosa vogliamo dire al camperista che è un po' monello? Non lo fate perché se vi becchiamo noi ve lo diciamo. Bravo. Rispettiamo la natura e rispettiamo gli altri, chiaramente. Va bene. Allora, buon salone e adesso mi dica cosa fa suo marito. Italia. Abbiamo finito l'intervista, non lo possiamo dire che mestiere fa il signore. Se non avete pagato tutto fate attenzione perché può capitare che poi vengano a bussare. Non ho detto niente io. Assolutamente. Non si può dire. Mica l'ho detto io che lavoro a Equitalia a suo marito. Mica l'ho detto. Arrivederci, grazie. Salve.